amici, sono in compagnia di Giuseppe Gervino che oggi modererà questo evento, la presentazione di questo volume di Arcangelo Arrizzo. Peppe, dove c'è poesia, tu sei presente. Sì, Nino, sai che condividiamo questa passione, poi Arcangela mi ha chiesto questa cortesia, diciamo, ma tra amici, tra poeti ci si dà una mano. E quindi oggi sono in veste di moderatore dell'evento, quindi con molto piacere cercheremo di intrattenere, anche perché Arcangela ha un carattere molto timido, così come è spontanea e chiara nelle sue poesie, invece nella vita di tutti i giorni è molto timida, molto riservata, e quindi cercheremo di animare un pochettino la serata facendo cultura, intrattenendo le persone in una maniera simpatica e culturale allo stesso tempo. Ti volevo chiedere, Peppe, siamo a casa nostra, anche da, tu da Castellammare del Golfo, io da Trapani, ma in questo momento a Palermo, in questa sede, ci sentiamo un po' a casa nostra perché è la sede dell'Accademia della Lingua Siciliana, di cui noi siamo componenti del Collegio Scientifico. Sì, siamo a casa nostra perché siamo nella sede dell'Accademia della Lingua Siciliana, di cui, come hai detto prima bene tu, siamo membri fondatori e facenti parte del collegio scientifico, quindi sì, è emozionante perché comunque sai quanto sta a cuore a entrambi la lingua siciliana. E Peppe, questo volume di Arcangelo Arrizzo porta come titolo Anima Nuda. Cosa vogliamo dire a chi potrebbe sottolineare il fatto che è un titolo che può sembrare un titolo in lingua italiana? Intanto il termine corretto di anima in siciliano è arma, anche se ormai anche il termine anima è entrato a pieno titolo nella lingua siciliana, però diciamo che la forma più corretta, quella più tradizionale, è arma, quindi ci potrebbe essere un qui pro quo sul termine nuda, perché nuda, così come si scrive in lingua italiana, si scrive anche in lingua siciliana, anche se poi nella pronuncia quella D diventa R per il rotacismo, però in realtà direi che è prettamente un titolo in lingua italiana, altrimenti io avrei scritto arma nuda, che poi magari si pronuncia nura, però su questo penso che non ci siano dubbi che è un titolo in lingua italiana. Quindi diciamo che la risposta ce l'abbiamo, qualora qualcuno possa sottolineare questo fatto. Grazie Peppe Gervino. Prego, grazie a voi. Siamo, cari amici, in compagnia di Alberto Criscenti, anche lui in rappresentanza dell'Associazione IO di Buseto Palizzolo, oggi è presente qui per la presentazione del libro di Arcangelo Arrizzo, Anima Nuda. Io conosco Arcangelo Arrizzo da un po' di tempo, ci rapportiamo tramite Messenger, parliamo di lingua siciliana, parliamo di grammatica, parliamo di ortografia, è una brava poetessa. Alberto, l'associazione IO onnipresente, possiamo dire, perché non abbraccia solamente manifestazioni e non patrocina solamente manifestazioni del comprensorio trapanese o dell'Agro Ericino, ma estende i suoi orizzonti laddove c'è un focolaio di cultura e di poesia. L'associazione IO è presente ed è presente da oltre 30 anni. Domenica scorsa, 2 domeniche fa, è stata presente al raduno di Favignana organizzato da Paolo Agusino e oggi è presente qua a Palermo, anche se in questo periodo in cui c'è stato il Covid l'associazione, come tutte presumo le altre associazioni, sono state un po' ferme, inattive, e purtroppo l'emergenza sanitaria che si è imbattuta sulla nostra vita non ci ha consentito di fare altro che riposo assoluto da questo punto di vista, però è stato giusto così, perché piano piano sembra che ormai la situazione si possa tornare ad essere più regolare. Per il futuro l'associazione IO ha qualche progetto? Ecco, noi abbiamo pubblicato proprio di recente un'antologia in lingua siciliana sulla scuola, poesie tutte dedicate alla scuola, dove c'è anche una tua poesia, se ricordi bene, e anche una di Giuseppe Gervino. La nostra intenzione è quella di presentare questa antologia nei vari plessi scolastici della provincia, perché questa antologia e queste poesie sono rivolte a un pubblico giovane, cioè ragazzi di scuola che hanno bisogno di conoscere e approfondire la nostra lingua. Grazie Alberto.
Cari amici, ci ha raggiunto Marco Lodico, vicepresidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Ecco, volevo chiedere a Marco quanto è importante per l'Accademia, ecco, un nuovo libro che nasce, in questo caso il libro di Arcangela Rizzo, Anima Nuda, che nasce soprattutto quando si parla di poesia in lingua siciliana. Allora, una lingua è un codice fra parlanti e la lingua racconta la storia di un popolo, racconta le influenze che hanno avuto altri popoli su quella lingua, i tipi di contatti che questa lingua ha avuto, quindi è memoria storica una lingua. La salvaguardia di una lingua, come quella siciliana, che non è codificata ufficialmente, ma è rappresentata da un vasto panorama letterario, è importante continuare a darne testimonianze, quindi ogni libro, ogni scrittore, ogni poeta che continua a scrivere, a poetare in quella lingua, dà testimonianza viva che quella storia, memoria storica, è memoria presente, è memoria verso il futuro di una lingua e di un popolo. È arrivato il giorno tanto atteso della presentazione di questo suo volume Anima Nuda, che ricordiamo è un volume di poesie in lingua italiana e lingua siciliana che doveva essere presentato l'anno scorso, ma per motivi legati all'emergenza sanitaria del Covid-19 diciamo che non si è potuto fare. Arcangela, il giorno è arrivato, il giorno tanto atteso, e ti voglio chiedere qual è il filo conduttore che lega queste tue poesie contenute in questo libro? Allora, scrivo poesie io da sempre, diciamo da ragazzina, e man mano che passasse il tempo ho avuto sempre la sensazione di scrivere quello che sentivo dentro me, praticamente è il mio vissuto, quello che io sento al momento, arriva diciamo l'ispirazione e scrivo, e quello è, esterno i miei sentimenti, quello che non riesco a esternare così a voce, lo esterno con le poesie. Oggi qui a Palermo, presso la sede dell'Accademia della Lingua Siciliana, dove la location in cui si svolgerà la presentazione del tuo libro, ci saranno presenti tanti poeti del comprensorio giapponese ma anche palermitano. Quindi Arcangela Rizzo, siamo pronti per farci vivere queste emozioni attraverso la tua poesia. Vi ringrazio tutti e veramente sono contenta di avere tanti poeti amici che mi vogliono bene e che sono venuti qui oggi, anche qualcuno da Ragusa pure, diciamo, insomma, che dire, veramente sono emozionata, sono commossa e felice. Grazie Arcangela. Allora inizio con la poesia Lacrime di cielo. Nello silenzio di lume pensari scrivo sti versi di malinconia, ma presso alla finestra pittagliari sento lo cielo che si mormoria. Sono le nebbie che vanno a portare scruscio di giorni lampi alla chiaria, alberi e foglie via annarvuliari. Ripiglio e scrivo la mia poesia. La terra assuppa acqua e si consola, le radiche si incizzano tra idri come l'amante sotto le lenzuola. E io come fanno i picciriddi, senza paracqua me ne vai fuori, facendomi bagnare le capiglie. Coglio di goccioliddi, di lacrime di cielo, con desio un tali mia mano, e dico grazie a Dio.